On an Island è il progetto portato avanti da Doriano Buccelli, un progetto molto interessante dal punto di vista turistico, ovvero attrarre qua i turisti e portarli alla scoperta delle meraviglie direttamente sopra una motocicletta. Puoi spiegare bene di cosa si tratta? Esatto. Allora, On an Island nasce dalla voglia di far conoscere la Sardegna in maniera più approfondita a tutti quei motociclisti che hanno deciso di trovare un posto speciale dove andare a fare le proprie vacanze. E sicuramente più speciale della Sardegna in realtà ne esistono pochi di posti. La Sardegna offre dei panorami bellissimi, offre un'enogastronomia che è assolutamente da brivido, dico io, e ha delle strade che sono molto spesso panoramiche e sicuramente molto divertenti. I motociclisti adorano fare curve e qui di curve ce ne sono veramente tante. Abbiamo la fortuna di stare in un territorio, quello del Succes Iglesiente, che è anche molto ricco dal punto di vista culturale, perché siamo forse una delle zone della Sardegna che ha più siti gestiti, quindi visitabili con guide, accompagnatori, unendo insieme tutte queste cose abbiamo creato questa sorta di progetto che sono una serie di pacchetti che permettono appunto alle persone che vogliono conoscere una Sardegna un attimino più reale da quella che in realtà si conosce, perché sappiamo bene che il punto principale di conoscenza della Sardegna è e rimane la Costa Smeralda, e noi cerchiamo invece di dare un'immagine di proporre una Sardegna un pochino più reale, un pochino più vera. Ovviamente è rivolto agli appassionati di moto, che sono tantissimi. Allora, rivolto agli appassionati di moto ovviamente che possono venire con le proprie moto oppure venire anche tranquillamente senza moto, abbiamo a disposizione dei partner che le possono affittare e quindi magari anche una cosa che viene dedicata a persone che andavano un tempo in moto e vogliono dedicarsi un weekend da vecchi motociclisti quali erano. Esiste un sito dove poter insomma interagire con voi? Sì, il sito è www.onenisland.it. Siamo presenti anche nei canali ovviamente YouTube, Instagram e Facebook, quindi siamo assolutamente rintracciabili. Sicuramente quello che possiamo fare adesso, soprattutto con le armi economiche che abbiamo, è quello di farci conoscere soprattutto attraverso questi canali, ma anche attraverso le conoscenze, quindi le singole persone che ci conoscono, che hanno viaggiato con noi, oppure anche semplicemente gli amici che si stanno facendo e mi auguro si facciano sempre di più portavoce di questo messaggio, che è un messaggio che non è solo per Doriano e per On an Island, è un messaggio che in realtà riguarda e cerca di arricchire tutto il territorio, perché tutte le persone che vengono a visitarci in realtà non stanno solamente con noi, ma hanno la possibilità di frequentare agriturismi particolari, di visitare siti archeologici di un certo tipo o anche paesaggistici, oppure semplicemente di andare a mangiare o di dormire in un B&B piuttosto anche che con un hotel, perché abbiamo anche diciamo, una proposta molto ampia. Noi possiamo partire dai singoli B&B ad arrivare persino a degli hotel 4 stelle, piuttosto che non dei resort con piscina, quindi abbiamo un'altissima varietà di proposte che possiamo fare ai turisti.